I genitori degli alunni all'Istituto Matteotti lamentano diverse problematiche legate a questa scuola. Sì, ci sono diverse problematiche che riguardano la scuola, ma e che il comune dovrebbe prendere provvedimenti, ma seri, perché i bambini stanno vivendo dal primo giorno di scuola senza acqua. I bagni sono inaccessibili. Noi non possiamo far vivere i nostri figli in una condizione così disastrosa. Cioè, hanno gli stessi diritti che hanno tutti gli altri bambini delle altre scuole. E poi oltre a questo siamo andati all'ufficio tecnico del comune e ci è stato detto che do- devono risolvere questo problema al più presto domani. E poi un'altra cosa che voglio dire è che ci hanno risposto che siamo noi negligenti perché abbiamo portato i nostri figli a frequentare questa scuola. E questa è stata una delle migliori scuole perché si trova al centro di Agrigento, non so se mi spiego. E adesso stiamo protestando per questo motivo. Quali altri problemi ci sono? Oltre a questo dell'acqua c'è la scuola che ha delle problematiche dei tetti che perdono acqua, un'ala della scuola che non funziona perché è inaccessibile e poi tutto il resto dell'umidità, della pulizia della scuola che non viene fatto come si deve. Noi stiamo facendo una forma di protesta, noi mandiamo i nostri figli dentro a scuola perché loro hanno diritto di frequentare questa scuola perché facciamo parte del centro storico e non possiamo portare i nostri figli in un'altra scuola, lontano da dove abitiamo noi. Cosa pensate di fare adesso? Adesso se non abbiamo nessuna risposta dal comune ci muoveremo con tutte le armi che abbiamo disponibili, andiamo all'ufficio di igiene per per far vedere la situazione che stiamo vivendo con i nostri figli e poi si vedrà.